si dice, primo giorno di scuola, a metà luglio. I ragazzi qua ovviamente non ci sono quelli che sono con la nazionale Under 20, per adesso ci sono tutti. Emozionato per questa ripartenza un pochettino, sì dai. Sinceramente non è mai finita, è sempre stato un continuo dalla fine della scorsa stagione a oggi, quindi non abbiamo mai smesso di lavorare. Emozionato sì, perché vediamo tanti giovani, vediamo un grande entusiasmo, tanta voglia di cominciare, quindi questo sicuramente contamina anche il club stesso. Come di consueto, insomma, la tradizione di mescolare un po', tra virgolette, l'esperienza dei vecchietti con insomma, la spavalderia dei giovani pronti a dare al massimo per questi colori. Sì, io amo i giovani. Con Umberto abbiamo iniziato praticamente un nuovo ciclo. Abbiamo cercato, fortemente voluto questi ragazzi per proprio dare una continuità per i prossimi 3 anni, quindi un progetto sportivo che per noi durerà 3 anni e quindi speriamo e ne sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sappiamo che è difficile porsi degli obiettivi, giustamente lei ha detto insomma deve essere una costante crescita, si parte tra virgolette da zero e quindi ci sarà molto da lavorare e poi si vedrà durante il percorso, immagino, quello che potrà essere l'obiettivo stagionale per primo, no? Sì, un po' questa è la scommessa, l'imprevedibilità dei giovani e quindi gli errori che possono essere commessi e l'esperienza dei senior. Questo secondo noi è un giusto mix per questo progetto sportivo e dico l'importante per quest'anno è sicuramente la salvezza, quello è il vero ed unico probabilmente obiettivo, però poi essere imprevedibili, ecco, questo è il messaggio, è il format che vorremmo in qualche modo inserire nella testa dei ragazzi, l'imprevedibilità, col Mogliano non si sa mai che cosa può accadere. Uno staff tecnico un po' cambiato con l'arrivo di Minto. Sì, grande qualità degli staff, grande esperienza degli staff. Francesco ha fatto molto bene a Vicenza, erano già da qualche anno che lo inseguivamo e quest'anno c'erano le condizioni per portarlo a casa. Se volessimo dare una definizione di questa squadra, cosa diremmo, no? Un buon vino novello? Frizzantino imprevedibile. Frizzantino imprevedibile. Stappi la bottiglia e non sai che cosa può accadere. Ecco, si tratta anche di vedere se quest'anno si riesce a fare un po' meglio nel girone di andata, giusto? Nel girone, perdone? Di andata. Sì, l'importante è partire col piede giusto. Un po' meglio rispetto alle altre volte. Credo l'esperienza di Casallato sia utile quest'anno proprio per evitare degli errori che sono stati commessi l'anno scorso, che hanno poi pregiudicato il campionato stesso. Voglio cambiare un attimo leggermente capitolo per quanto riguarda il discorso della cadetta. Allora, avete avuto qualche notizia in merito? C'è una interpretazione diversa rispetto a quello che noi abbiamo dato al regolamento, alla circolare informativa 24-25 rispetto all'interpretazione che viene data dalla FIR. A oggi non ci hanno consentito di iscriverci nel campionato di Serie A, abbiamo fatto ricorso perché riteniamo di avere delle ragioni e le ragioni speriamo possano essere in qualche modo accolte. Dovreste sapere qualcosa entro quando? Fine mese, mi pare che sia il 28 l'udienza con il giudice sportivo. Ok, quindi praticamente il 28 sappiamo quale sarà il definitivo più o meno destino in ogni caso, insomma, siamo già pronti per affrontare un campionato di Serie B nel caso dovesse accadere in modo eccellente. Quindi con i giocatori come siete rimasti? Gran parte hanno scelto di rimanere qui con noi e quindi questo è uno degli obiettivi per la prossima stagione. Ci saranno delle novità per quanto riguarda, che ne so, la campagna abbonamenti, qualcosa dal punto di vista organizzativo, mi dica lei, insomma. La campagna abbonamenti partirà da stasera, abbiamo dato grande impulso a tutto quello che è il mondo della famiglia, cioè vorremmo veramente riportare le famiglie moglianesi e non solo del territorio in campo qui con noi, quindi abbiamo fatto un grande investimento proprio per realizzare degli abbonamenti in tal senso.